Noi effettivamente siamo di supporto alle aziende farmaceutiche, siamo d'ausilio ai supermercati, alle farmacie per far mantenere la distanza di sicurezza e garantire il deflusso delle persone. Poi siamo utilizzati nel settore dell'antifrode assicurativa e mi risulta che siano servizi essenziali che continuano a rimanere aperti. Lavoriamo per il settore bancario, quindi ci stiamo domandando e abbiamo chiesto fermamente ai ministri, al ministro Gualtieri e al ministro Antonelli, abbiamo mandato delle missive già lunedì per chiedere per quale ragione e chiedendo fortemente che il nostro codice etico venga inserito. E in questi 6 ambiti di indagine perlomeno 4 sono ancora strategici e dovrebbero rimanere aperti. Poi quello commerciale appunto per le farmacie e supermercati, quello assicurativo dove svolgiamo antifrode per le compagnie assicurative, piuttosto che le indagini penali o gli addetti ai servizi di controllo che potrebbero, anziché andare nei locali di intrattenimento che sappiamo tutti essere chiusi in questo momento, garantire appunto il flusso, il deflusso di queste attività commerciali. Per quale ragione siamo chiusi ce lo stiamo domandando e stiamo domandando fermamente al governo di tornare sui propri passi e inserire il nostro proprio diritto. Ecco, questa decisione che ripercussioni può avere su un settore come il vostro dell'investigazione della sicurezza privata, visto che è un settore che negli ultimi anni ha sicuramente avuto un importante, no? Un importante ruolo e quindi anche nel sistema produttivo e nel sistema economico. Quindi le chiedo, diciamo banalmente, quello che un dipendente medio, un lavoratore medio del vostro settore può andare a rischiare in questo momento, anche la perdita del lavoro, immaginiamo. Assolutamente, ha azzeccato qual è il problema. Innanzitutto già ai primi di febbraio iniziavano a calare gli ordinativi e proprio perché sono stati chiusi i locali di intrattenimento, si sono vietati gli assembramenti, quindi tutta una fascia, una categoria della nostra comparto di sicurezza si è bloccato. Dopodiché rischiamo che se permangano questa situazione o come per altre attività, per l'amor del cielo non siamo gli unici che rischiamo di chiudere la serranda e non riaprirla più. Vi sono veramente tante aziende che hanno centinaia e migliaia di operatori, taluni grossi gruppi, che rischiano assolutamente la chiusura. I dipendenti sono a casa, tra l'altro la cassa integrazione non garantisce anche la percezione di uno stipendio ovviamente degno di questo nome, perché sappiamo bene che non prenderanno, non percepiranno mai le somme che effettivamente sarebbero di pertinenza, per cui è un grave rischio. Noi mantenerci in questo stato, sappiamo che abbiamo migliaia di operatori su tutto il territorio nazionale che facilmente non avranno più un lavoro quando finirà questa crisi. Quindi di fatto è un appello questo che state facendo al governo perché venga rivisto, insomma, venga rivisto l'elenco delle fasce produttive Sicuramente essenziali. noi pur con la coscienza del buon padre di famiglia non siamo 007, non vogliamo fare gli eroi, assolutamente sappiamo che c'è una strage silenziosa ed è un dramma per tutte le attività e capisco che poi ci siano dipendenti che non vorrebbero andare a lavorare in questo momento, ma la nostra attività è fatta al 90% di non interazione con il pubblico, quindi non dobbiamo parlare, rivolgerci col pubblico, interagire, toccarlo, per cui il rischio è veramente molto basso per i nostri operatori. Le indagini si svolgono evidentemente in modo riservato quando svolgiamo le investigazioni, tra l'altro d'ausilio alle compagnie farmaceutiche. Basti pensare anche adesso agli ammanchi e ai furti che ci sono stati dei presidi sanitari. Noi potremmo essere d'ausilio proprio in questo momento dove c'è più bisogno di sicurezza, si tende a chiudere un comparto della sicurezza e mi sembra un assurdo. Grazie mille Presidente, buon lavoro. Grazie, molto gentili.